In Italia e in Veneto frenano i contagi, 8.509 i positivi, oltre 20.000 gli isolati in casa. I decessi dall'inizio dell'emergenza arrivano a 402, 3 in più rispetto a stamattina nella Marca trevigiana. Nessuna regione ce l'avrebbe fatta da sola, sarebbero crollate tutte, così il ministro per gli affari regionali Boccia, immediata la replica di Zaia. Noi rispondiamo con i numeri e con i fatti. Nel nuovo decreto del governo destinati ai comuni 4 miliardi e 300 milioni, immediata la reazione del territorio per l'ANCI e solamente elemosina, confusione sulla modalità di distribuzione dei fondi. Il commento del direttore di Antena 3 Baccialli: governo indifferente e cinico per far fronte alle difficoltà di chi non ha più niente, vanno restituiti i 15 miliardi del residuo fiscale. C'è il primo paziente dimesso al San Camillo di Treviso, mentre il tricolore illumina gli ospedali della Marca, preoccupa il fronte istituti e case di riposo, 2 i casi al Gris di Mogliano. E a Castelfranco mascherine appena consegnate e gettate nell'immondizia, Pederoba troppa gente a passeggio, in post e video l'ira dei sindaci. Sarebbe un suicidio per gli inquirenti, quello del 54enne cinese trovato senza vita a Carbonera. Accanto al corpo c'era un coltello che aveva fatto ipotizzare anche il delitto. Allerta per il vento forte, dichiarato dalla Protezione Civile regionale lo stato di attenzione, interessate fino a martedì le zone costiere e la pianura. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo anche questa sera dai numeri, perché la Regione ha da poco emesso il bollettino relativo alla diffusione del coronavirus nella Regione Veneto e dunque, come avete sentito anche dai titoli, salgono a 8.509 i casi totali di positivi in Veneto, con un aumento però che sembra in rallentamento, più 151 rispetto al bollettino emesso questa mattina. Impressionante anche il numero degli isolati a domicilio, oltre 20.064 per la precisione. I decessi dall'inizio dell'emergenza sono ora 402, più 10 rispetto a questa mattina, 3 quelli registrati nella Marca trevigiana, 2 a Treviso e 1 all'ospedale di Vittorio Veneto. I pazienti in area non critica sono 1.617, più 31 rispetto a questa mattina, 360 quelli in terapia intensiva, con un aumento di 5. In questo quadro dunque di emergenza ancora piena si sono innestate le parole del ministro Boccia, per cui le regioni da sole, senza l'intervento del governo, sarebbero crollate. Parole che hanno provocato la reazione anche del governatore Zaia, che ha risposto con i numeri. Sentirsi dire che se non c'è lo Stato saremmo tutti a cartoni, decisamente no. Vi lascio uno schema, poi ognuno di voi lo leggerà come vuole, di cosa abbiamo chiesto, di cosa abbiamo avuto. E non sono uno che ha mai fatto polemiche. Non ho neanche preso in mano la mascherina famosa per dire l'hanno fatto tutti. Guarda, io non ho mai fatto polemiche. La definisco, spero sia uno scivolone perché è un'uscita infelice. Risponde a muso duro il governatore Zaia alle dichiarazioni rilasciate durante un'intervista dal ministro per gli affari regionali Francesco Boccia. Nessuna regione ce l'avrebbe fatta da sola, sarebbero crollate tutte, la frase incriminata che in queste ore ha fatto sobbalzare sulla sedia più di un governatore lungo la penisola. Zaia ne fa una questione di numeri. Abbiamo 700.000 kit test rapidi in arrivo. Se mi dice quanti ne ha il governo in arrivo di test rapidi da distribuirci, ci misuriamo su questo magari. Noi abbiamo bisogno di 200.000 PFF3 al giorno, se ne sono state consegnate 3.210. Le PFF2 ne abbiamo bisogno di 200.000 al giorno, consegnate 152.000. Le chirurgiche ne abbiamo bisogno 500, quante sono queste qua? 550.000 al giorno, ce ne hanno consegnate 682, ma al giorno. Questi dati aggiornati, resta la questione tamponi. Sui tamponi abbiamo fatto anche oggi il punto della situazione. Noi abbiamo una capacità di circa 11.000 tamponi in questo momento, quotidiani. Però è bene che io vi dica, li stiamo facendo, però è bene che io vi dica che il grande fattore limitante stanno diventando i reattivi. Stiamo facendo il diavolo a 4 con le microbiologie per trovare alternative.
perché le grosse aziende non ci forniscono più reattivi e mancano anche gli stecchi con i tamponi. Ostacoli a parte, si sta raggiungendo un record. Per stasera abbiamo 100.000 tamponi fatti. Questo è il numero, siamo arrivati a 100.000 tamponi. Attenzione che non ne producevamo 11.000 al giorno prima andavamo via molto a scartamento ridotto. Resta il nodo delle case di riposo, con un maggior coordinamento tra regioni e le stesse strutture, spesso private. Adesso stiamo tentando anche, alla volta di domani penso ce l'avremo, redigendo un nuovo piano. Noi sapete che avevamo tutte le circolari direttive, cerchiamo di fare anche un nuovo piano ad hoc per le case di riposo, non escludendo, se fosse necessario, anche di prevedere lo spostamento di alcuni pazienti. Però dobbiamo capire nel piano cosa ne viene fuori, perché capite che i pazienti, se li portiamo in ospedale, è come portare uno dalla griglia alla brace, cioè in ospedale è il posto meno indicato, in ospedale bisogna portare chi deve essere curato. Quanto alla tempistica dell'emergenza, Zaia ribadisce l'importanza dei prossimi giorni e la necessità di rispettare le regole. La prossima settimana sarà cruciale, segnatevi i dati di oggi, li andremo a vedere alla fine della prossima settimana, e dipenderà molto da quanto bravi saremo ancora nel rispettare le regole. Rinnoverò l'ordinanza, non vi so dire in che termini, non vi so dire ancora, perché stiamo facendo delle valutazioni, se ampliarla ad alcuni aspetti oppure no, però verrà rinnovata. E sulla questione invece case di riposo è entrata nello specifico l'assessore Lanzarin, che ha annunciato l'avvio nelle prossime ore della sperimentazione del farmaco antimalarico anche nelle RSA. Lanzarin, che ha anche confermato l'esistenza di un inizio di focolaio al GRIS di Mogliano. Ieri è passato il protocollo all'interno del comitato scientifico e da autorizzazione di AIFA dall'altro giorno sono le terapie a domicilio e anche dentro le RSA, quindi non solo a domicilio ma anche dentro le RSA, dei farmaci antimalarici. Insomma, adesso hanno dei nomi impronunciabili quindi non ve li pronuncio, però sono quei farmaci antimalarici che AIFA ha autorizzato a domicilio in sperimentazione. Noi abbiamo inserito anche le RSA per prendere in maniera precoce i sintomi, quindi chi ha sintomi all'inizio della sintomologia. Ho avuto notizia che anche dentro il GRIS di Mogliano ci sono dei casi positivi, però rientra tra quelle strutture che oggi ci sono situazioni con casi positivi. Ne abbiamo parlato, come diceva il Presidente, con i direttori generali, anche con la nostra prevenzione, per preparare un piano appunto che vada ad intervenire, visto che oggi ci sono effettivamente diversi focolai in più strutture proprio nell'ottica di contenere il più possibile, insomma. E ora veniamo invece al nuovo decreto illustrato ieri in serata dal Governo, 4 miliardi e 300 milioni di euro destinati ai comuni, con il Premier Conte che ha chiamato in causa i sindaci come sentinelle del territorio. Una cifra che non può bastare per il Veneto in sofferenza ormai da settimane. Sentiamo il commento del nostro direttore Luigi Bacialli. Chissà cosa avranno pensato i sindaci del Veneto e in particolare Mario Conte quando si sono sentiti definire ieri sera dal Presidente del Consiglio sentinelle, antenne, come se stessero lì ad assistere passivamente a quello che sta accadendo. I sindaci sono in prima linea, in trincea, sempre, ogni giorno, senza munizioni e senza armi, perché non gliele mandate, caro Presidente del Consiglio. E ancora una volta avete dimostrato di essere indifferenti e cinici con il territorio, mandando pochi soldi per gli indigenti e li affidate ai sindaci, perché quando ci sono gatte da pelare sono loro le vittime prescelte. E poi 4,3 miliardi di euro a chi? Alle famiglie, alle imprese che non lavorano da oltre un mese, che sono alla canna del gas. Vi sembra che possa bastare questo in uno Stato che addirittura dovrebbe mandare le mascherine e i respiratori e non lo fa per questioni burocratiche, con la Consip che ferma tutto questo materiale e non lo manda a destinazione? Ecco, questo è lo Stato centrale. E allora, siccome molti dicono cosa
Cosa suggerisce lei che ha delle critiche da muovere? Allora credo che si possa fare già qualcosa mettendo subito da domani nei conti correnti dei veneti il residuo fiscale di 15 miliardi che ci dovete, che invece vi trattenete. Contiamo non 5 milioni di veneti ma 4 milioni e pensiamo quindi che 4.000-5.000 euro nelle tasche dei cittadini del Veneto possono essere già qualcosa. Domani però sul conto corrente e non tra un mese. Spero sia chiaro, Presidente del Consiglio. Agli stanziamenti decisi dal governo ha seguito immediata la reazione proprio dei comuni. L'ANCI parla di elemosina e poi c'è ancora molta confusione su quelle che saranno le modalità di distribuzione di questi fondi, di questi soldi nel territorio. Ben vengano gli aiuti alle famiglie, ben vengano gli aiuti a tutte le città, ricordando però che Lombardia e Veneto è dall'8 di marzo che stanno contando i morti. Io questo ci tengo a dirlo perché è un punto sul quale noi non abbiamo intenzione di transigere. I nostri cittadini sono stati chiamati a fare sacrifici prima degli altri e questo impegno che è stato fatto prima deve essere riconosciuto, anche perché la sofferenza dei nostri cittadini ha una quantificazione economica. Elemosina l'ha definita l'ANCI Veneto con il suo presidente regionale Mario Conte. Briciole per molti altri primi cittadini, di fatto una presa in giro. I 4,3 miliardi annunciati ieri sera dal Premier Conte altro non sono se un anticipo dei soldi del Fondo di solidarietà già destinato ai comuni. Una cifra che in effetti sfigura se paragonata ai 500 miliardi messi a disposizione dalla Germania o ai 2.000 stanziati negli Stati Uniti. Ma a mettere in difficoltà i comuni sono anche le modalità con cui la notizia è stata data. L'unica cosa che io chiedo è se possiamo evitare di venire a sapere di queste iniziative, seppur positive, al sabato sera e soprattutto sarebbe bello sapere le cose prima che magari vengano annunciate in televisione, perché adesso noi ci troviamo nella condizione di dover far fronte a centinaia di risposte, dubbi, perplessità, appelli dei cittadini che hanno sentito giustamente il Premier Conte in televisione, ma non abbiamo un pezzo di carta sul quale poter rispondere. Il governo affronta la crisi come un elefante in una cristalleria, durissimo il presidente Conte. I sindaci in prima linea hanno bisogno di nuove risorse, strumenti agili per dare risposte, maggiori poteri e soprattutto meno burocrazia. Ci sembra anche qui che non si capisca la misura del disagio delle famiglie piuttosto che quella del tessuto socio-economico della realtà veneta, della realtà trevigiana, che è un tessuto economico che sta patendo una crisi mai vista, ed è fondamentale per la ripartenza che continui ad esistere questo fondo, questo tessuto socio-economico. Secondo le modalità definite dal decreto saranno proprio i comuni a filtrare gli aiuti che arriveranno sotto forma di buoni spesa per le famiglie in difficoltà attraverso la loro rete di solidarietà. Così però si rischia, come denuncia il presidente della provincia di Treviso Stefano Marcon, di mandare in default il sistema che a fatica stiamo mettendo in piedi da settimane. Calare sui sindaci oneri ulteriori senza coinvolgerli, si corre il rischio di creare aspettative da parte dei cittadini ai quali poi i sindaci non riescono a dare risposte. E anche di questo è tornato a parlare con i cittadini con un video postato poco fa sui social il sindaco di Conegliano Fabio Chiesi, in isolamento dopo essere risultato positivo al virus. Ho il piacere di dirvi che insomma tutto procede bene, la salute sta tornando un po' alla volta, ma anche per dirvi che ho visto ieri sera il decreto fatto dal governo che prevede 4 miliardi e mezzo di euro di anticipazione rispetto al fondo di solidarietà, per cui soldi che sono già dei comuni, e per quanto riguarda gli altri 400 milioni diciamo che questi saranno sicuramente impiegati, come ha detto il governo, per aiutare le persone in difficoltà, tenendo in considerazione che noi siamo un popolo che sicuramente non aspetta un decreto del governo per aiutare le persone, ma tutti coloro che oggi hanno dei problemi economici, in particolare gli anziani ai quali facciamo la spesa, vengono riforniti della spesa senza che gli venga chiesto nulla. Questo perché le persone che sono indigenti non possono pagare, trovano comunque sempre aiuto sia dai servizi sociali sia dalla protezione civile. Ad oggi forniamo più di 80 pasti al giorno, seguiamo 150 famiglie con assistenti domiciliari e soprattutto facciamo la spesa a tutte le persone che ne necessitano. Ripeto,
La protezione civile fa la spesa a tutti e a quelle persone che non sono in grado di pagare nessuno ha mai rifiutato la spesa. Siamo un popolo così, un popolo che si è sempre rimboccato le maniche, che non aspetta i decreti ma che viene incontro alla propria gente e soprattutto agli anziani. Continueremo su questa strada, utilizzeremo anche queste risorse aggiuntive date dal governo, ma vi ripeto, non preoccupatevi, perché per quanto riguarda la nostra amministrazione, le nostre amministrazioni, la protezione civile, il nostro territorio, abbiamo sempre cercato di intercettare le difficoltà e abbiamo sempre aiutato tutti, che avessero le possibilità economiche o che non le avessero. La nostra è una storia di grande solidarietà, di un territorio con grandi capacità di aiutare chi ha bisogno e un grande territorio capace di far sistema quando vi è la necessità. Questo è un momento di guerra, un momento in cui tutte le risorse vanno utilizzate nella stessa direzione, e ringrazio anche tutti coloro che hanno fatto delle donazioni per l'ospedale o per la protezione civile, perché in ognuno dei due casi saranno utilizzate al meglio. In ospedale per le strutture ospedaliere, con i quali ci metteremo d'accordo con la dirigenza e il dottor Benazzi, e per quanto riguarda la protezione civile per fornire pasti come stiamo facendo, ma anche per fornire la spesa a chi non ha le risorse economiche. Ragazzi, avanti tutta, continuiamo su questa strada, siamo una grande città, siamo un grande territorio e vinceremo questa guerra. Così Fabio Chies da Conegliano. Ora con le immagini andiamo in uno dei due Covid Hospital della provincia di Treviso, l'ospedale San Camillo. In questo momento di difficoltà ed emergenza abbiamo bisogno anche di buone notizie, hanno scritto dalla direzione dell'ospedale, perché quest'oggi c'è stato il primo paziente dimesso, lo vedete nelle immagini, dal reparto di malattie infettive dedicato al Covid-19. Un plauso a tutti gli operatori sanitari che con grande dedizione e professionalità hanno curato e continuano a curare tanti altri pazienti ogni giorno, hanno scritto dalla direzione del San Camillo. E ieri, sabato, proprio gli ospedali dell'ULSS 2 sono stati illuminati con le luci del tricolore, con l'obiettivo di sostenere e supportare il personale sanitario e come luce di speranza e di unità in questo periodo buio, spiegano dall'azienda sanitaria. Da Treviso a Vittorio Veneto, da Oderzo a Conegliano fino a Castelfranco e Montebelluna, ecco le immagini del tricolore che illumina la facciata delle strutture in cui si sta combattendo in prima linea la battaglia contro il virus nella Marca. Ora ci spostiamo invece a Pederobba, dove il sindaco Marco Turato ha pubblicamente denunciato come i volontari della protezione civile siano stati addirittura insultati per aver invitato i soliti fenomeni da passeggio, così lui li definisce, ad andare a casa. Sindaco che è intervenuto con un forte appello sui social per chiedere proprio di stare a casa. Basta, stai a casa, ma cosa dobbiamo fare? Metterci nascosti dietro i cespugli e tirarli con la fionda? Più chiaro di così il sindaco di Pederobba, Marco Turato, non potrebbe essere. Siamo alla follia, ha scritto nelle scorse ore sul profilo istituzionale del comune, raccontando di volontari della protezione civile insultati per aver invitato a tornare a casa gente sorpresa in giro a correre o passeggiare, perché il problema sul territorio rimane. Troppe sono le persone che continuano ad oggi andare a passeggio nei campi, andare a fare le corsette in Costa Alta, passeggiare lungo la Alta tra Univo e Levada, nei campi di Levada e Curogna, alle barche a Coro. Io sono stanco di questa situazione. Andatelo a spiegare a quelle persone che sono in terapia intensiva, magari sono vostri concittadini. Ragazzi, diamoci una mano tutti assieme, finiamola di fare i fenomeni, finiamola di fare la corsa, perché non è questo di quello che abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno che tutti rispettino le regole e tutti stiano a casa. Ve lo dico anche in dialetto. Fammi un piaferra, stai a casa. Cosa serve andare a correre tutto lì? Turato rinnova quindi il suo appello a tutti i cittadini. Noi dobbiamo proteggere la nostra comunità tutti assieme. Andatelo a spiegare a quelle 11 persone che sono risultate positive nel nostro comune. Andatelo a spiegare a quelle più di 20 persone che sono in quarantena, perché tutti noi dobbiamo fare la nostra parte. Spero che sia l'ultima volta che mi devo rivolgere a voi e fermiamo questi fenomeni che sono fenomeni da baraccone. Stai a casa! E se continua incessantemente da parte dei volontari della Protezione Civile del Veneto la distribuzione delle mascherine famiglia per famiglia, c'è anche chi ha pensato di buttarle nel cestino. Lo ha denunciato il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon,
Il primo cittadino ha specificato che chi non volesse ricevere le mascherine può rifiutarle, riservandole a chi ne ha bisogno. Si sono viste proprio immagini, ecco, foto di mascherine finite nel cestino. Eccole qua. L'autore del gesto ha pensato bene di vantarsene pubblicando l'immagine sulla sua pagina Facebook, scatenando naturalmente l'ira del sindaco. Il telefono rosa di Treviso lancia un appello alle donne che in questo periodo possono trovarsi in difficoltà dentro le mura domestiche. Ecco come poter chiedere aiuto. Non hanno mai smesso di seguire le donne in difficoltà, vittime di violenza all'interno delle mura di casa, e dopo il primo decreto hanno attivato un servizio di ascolto 7 giorni su 7 via mail, Facebook e Skype, raccomandando a chi li contattasse di cancellare sempre la cronologia. Le richieste sono aumentate. Che tipo di richieste ci sono state? Variegate, quindi dalle donne che effettivamente avevano già contattato le forze dell'ordine, alle donne che ci hanno detto un paio, ci hanno riferito ma lui è stranamente tranquillo, alla richiesta di colloqui con le avvocate e abbiamo deciso di riaprire quindi i contatti telefonici, quindi tutte le consulenze psicologiche che erano state sospese. E quindi abbiamo ipotizzato che la donna potesse avere delle difficoltà a contattarci. Gli spazi ristretti nei quali stiamo vivendo, lo stato d'ansia legato all'emergenza possono far aumentare le situazioni di disagio e violenza in casa, così come conferma la psicologa del centro antiviolenza di Treviso, Monica Inio. Perché adesso con la limitazione al pronto soccorso, noi parliamo per Treviso che tanto si è lavorato e grazie ai ragazzi del Rotaract di Treviso è stata allestita la Stalla Rosa, quindi era un valore aggiunto per le donne che già al triage potevano avere una corsia preferenziale. Tutto questo non è possibile perché sono le donne stesse che hanno paura di io non vado al pronto soccorso, e anche in questo bisogna lasciare spazio poi ovviamente alle gravissime difficoltà che medici, operatori sanitari e sociosanitari hanno in questo periodo. Con l'emergenza coronavirus la Polizia di Stato ha aperto le funzionalità dell'app YouPol anche per segnalare casi di violenza domestica. Poi ricordiamo che esiste anche il call center nazionale 1522 che segnala il centro antiviolenza più vicino. E poi c'è tutta la pagina economica legata naturalmente a questa grave emergenza sanitaria. Con l'assessore trevigiano Alessandro Manera abbiamo fatto il punto anche sul contraccolpo. Dice che l'Est approfitterà probabilmente di questo fermo produttivo delle nostre regioni. Arrivano segnalazioni dai grandi gruppi internazionali dell'elettrodomestico, dell'auto, richiedendo se queste aziende ancora producono. E l'altro fronte della guerra è il coronavirus, il fronte delle aziende e del lavoro, che sta già pagando un prezzo molto alto in termini di contestazioni dall'estero per mancate forniture e di perdita di clientela oltre confine. Questo è un grande problema di cui ancora non si è tenuto conto. Finora abbiamo sempre parlato del mercato interno. Molte delle aziende, soprattutto anche in Veneto, esportano all'estero e non c'è stato un blocco da questo punto di vista dell'esportazione e delle richieste di esportazioni. E non solo per la Germania o la Francia, ma anche per i paesi extra Unione Europea. E bisogna capire se le lettere di credito e gli impegni presi contrattualmente varranno ancora a questo punto. Manera, che molti conoscono solo come assessore in comune a Treviso, è nella vita un alto dirigente del settore vendita in diversi gruppi internazionali. Da tempo segue in particolare il settore dell'automobile, strategico per l'industria trevigiana. Teniamo conto che molta parte della produzione per l'estero da parte del Veneto viene fatto per le aziende automobilistiche in Germania, che non in tutti i casi sono fermate. Quindi bisogna capire a questo punto cosa avverrà. Subentreranno nuovi fornitori che non sono bloccati, magari extra Unione Europea. Continueremo a produrre noi in situazioni diverse, perché molte di queste aziende non fanno parte delle liste delle aziende che possono continuare a produrre. Il vero pericolo, sottolinea Manera, è l'Est Europa, con linee di produzione progettate e realizzate in Veneto che sicuramente porteranno via clientela al Veneto. È l'ennesimo effetto della delocalizzazione, con l'aggravante che se la fabbrica in Polonia, ad esempio, l'aveva portata un Veneto, ora è nelle mani o di un fondo internazionale o comunque di un gruppo estero, con davvero pochi scrupoli per l'economia e l'occupazione nella Marca e nel Veneto. Secondo lei chi deve intervenire in questa situazione? Beh, sicuramente l'Unione Europea deve fare qualcosa, deve prendere accordi bilaterali con i grandi altri gruppi internazionali che vengono dagli Stati Uniti o dalla Cina o dal Giappone, ma sicuramente l'Europa deve marciare compatta, perché da questo punto di vista rischiamo di cannibalizzarci all'interno dell'Europa, perché ci sono paesi, soprattutto
del patto di Visegrad, che riprenderanno a produrre molto presto e non hanno bloccato tutte le produzioni. Quindi, oltre a non perdere i fatturati adesso, dobbiamo stare attenti a non perdere quote di mercato per il futuro, che sono sicuramente le più importanti. Europa che comunque prima dovrà difendere le nostre aziende. Se un'azienda ad esempio non riesce a onorare l'impegno preso, questi sono anche capaci di farti la causa a livello internazionale? Beh sì, tecnicamente sì, perché gli impegni presi economicamente tramite banche, tramite accordi di fornitura non decadono e non sono decaduti da questo punto di vista. Forse ci sono degli accordi inter partes all'interno dell'Unione Europea, ma sicuramente non all'esterno dell'Unione Europea, dove le aziende continuano a produrre. E ora vi proponiamo invece la storia di Adriano Battistuzzi, imprenditore che nonostante le difficoltà mette a disposizione i suoi pullman per affrontare l'emergenza. Abbiamo chiamato tutti i comuni dicendo: date pure il nostro numero a qualsiasi vostro utente che avesse bisogno di essere portato in farmacia, di andare a prendergli la spesa, di portarlo a una visita. Noi siamo disponibili gratuitamente a fare questo servizio. Non ha più lavoro con tutte le commesse ferme e comunque si mette a disposizione come può nella lotta al virus. La storia arriva da Conegliano ed è quella di Adriano Battistuzzi, da sempre davanti a un volante per trasportare la gente. Una storia tipica del nord-est, con Adriano che prima è dipendente di un'azienda pubblica e poi fa il salto, fondando l'omonima azienda di trasporto. Lavoro duro e chilometri, esperienza e gentilezza fanno sì che dalla prima corriera si arrivi a questo parco macchine che il coronavirus ha drammaticamente fermato. Al mese lei quanto sta perdendo in questo momento? Siamo sull'ordine di 200.000 euro al mese di perdite. Anche se le aziende come questa o come altre dovessero resistere qualche mese con risorse proprie, una volta esaurite quelle risorse non ne avranno più per ripartire, perché come far partire una macchina a conservatorio vuoto? Parte, ma dopo 10 metri è ferma. Per Adriano la ripresa sarà lenta e solo se tutto il comparto sarà solidale nessuno rimarrà sul campo. Per questo ha preso carta e penna preparando una petizione che è diventata nazionale. Io spero che lo Stato prima di tutto stabilisca per decreto che i comuni dovranno comunque in qualche maniera pagare i servizi anche se non li abbiamo fatti, perché erano un capitolo di spesa messo in bilancio. Chiediamo anche che, visto che sono mesi che siamo fermi con autobus che pagano un notevole premio assicurativo, che quantomeno ci venga riconosciuto uno spostamento in avanti della scadenza delle polizze assicurative pari al periodo di fermo di questi autobus. Sono solo 2 punti di un documento che è già arrivato a Roma. Nell'attesa però Adriano non è rimasto con le mani in mano, offrendo i suoi servizi gratis sul fronte del contagio, con uno sguardo in particolare a chi ha più bisogno. Abbiamo anche dei minibus con il sollevatore per scaricare le carrozzine, quindi anche se ci fosse la necessità di spostare un disabile, noi saremo qui pronti, disponibili a partire all'istante. E vi ricordo anche quelli che sono i termini per donare alla Regione Veneto a sostegno di questa grave emergenza. Combatti il coronavirus con la solidarietà, questo dunque l'IBAN a cui si possono versare delle donazioni, intestato alla Regione del Veneto per sostenere tutte le azioni necessarie a contrastare questa gravissima, difficile emergenza. Ci fermiamo per qualche istante, ma ritorniamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3 in questa lunga giornata di aggiornamenti sull'emergenza legata al virus, ma non solo. Sono tempi naturalmente di difficoltà economiche per molte famiglie. Le scuole materne del Veneto hanno deciso di correre ai ripari abbassando le rette di marzo del 65% e parte anche un appello al governo. Le scuole sono chiuse ma i conti restano aperti, lo sanno bene i vertici degli istituti, lo sanno altrettanto bene le famiglie. È così che la FISM del Veneto, la Federazione delle Scuole Materne Paritarie, ha deliberato sconti nelle rette del 65% e questo già per il mese di marzo. Il che significa per una retta di 160 euro far pagare ai genitori in sostanza il 35-30% che corrispondono a 50 euro al mese, retroattivamente da marzo. Quindi coloro i quali avessero già pagato la retta di marzo, genitori, si andrà ovviamente a scomputare nei mesi
successivi quindi saranno a credito e andremo ovviamente a prevedere questo. L'abbattimento delle rette arriva dopo l'emanazione del Cura Italia, che ha consentito alle scuole paritarie di attivare la cassa in deroga e il fondo di integrazione salariale. Resta la quota di circa il 35% ancora a carico delle famiglie, indispensabile però per garantire la riapertura a emergenza finita. Quello è la linea di galleggiamento, diciamo la linea del Piave, per quanto riguarda la possibilità di garantire il servizio alla volta di, speriamo tutti, maggio, va bene, o al massimo giugno, quando dovremo appunto riaprire. Ecco, quel minimo sindacale è appunto quel famoso 30% che serve per pagare ovviamente le assicurazioni, le utenze al minimo. Le scuole materne paritarie in Veneto sono oltre 900, quasi 95.000 i bambini ospiti. Nel 45% dei comuni della regione l'asilo privato è l'unico a disposizione. Ovvio che anche i sindaci siano mobilitati. A volte abbiamo sindaci che mettono a bambino ulteriori 20-25 euro, andando ad abbattere ulteriormente appunto la retta già scontata per i genitori. È un grosso aiuto. Ma le scuole materne guardano anche agli emendamenti al decreto Cura Italia, con il potenziamento degli ammortizzatori sociali e misure specifiche per le famiglie. Dei contributi straordinari per abbattere i costi delle rette. Ecco, questa è stata una richiesta forte che abbiamo fatto come federazione FISM, ma gli stessi vescovi del nord-est sono stati molto sensibili sul tema e anche loro hanno fatto queste richieste. Anche oggi la nostra emittente ha trasmesso in diretta le messe del vescovo di Treviso Tomasi dalla cripta del Duomo e del patriarca di Venezia Moraglia da San Marco. Il vescovo Tomasi ha spiegato cosa la diocesi sta facendo per aiutare chi è in difficoltà e come si vivrà la Settimana Santa quest'anno. Anche la Chiesa è in prima linea per non lasciare indietro gli ultimi. Sì, sì. E intanto stiamo vicini in questo tempo di Pasqua in maniera tale che tutti possano celebrare la Pasqua in una maniera familiare, serena, tranquilla ma vera, profonda, e poi non lasciamo davvero indietro gli ultimi. La Caritas sta facendo uno sforzo per stare vicini anche in questa difficoltà con le ristrettezze dei contatti, ma di stare vicino ai più poveri, agli ultimi. Il Centro della Famiglia offre la consulenza psicologica per le famiglie in difficoltà, per chi abbia delle domande anche educative nei confronti dei figli, e vedremo anche di metterci lì a tavolino, guardare, aiutare le persone. Non vogliamo lasciare davvero nessuno indietro. Sarà uno sforzo di tutti, ma la Chiesa di Treviso c'è. Domenica prossima, con la Domenica delle Palme, inizia quella che lei ha definito la settimana della Passione. Si dice normalmente Settimana Santa, quest'anno è la settimana della Passione. Sì, la Domenica delle Palme si chiama anche Domenica della Passione. Quest'anno non faremo la processione delle Palme per ovvi motivi, non possiamo fare processioni. E allora sottolineo questo aspetto, è una domenica di passione, è una settimana di passione che però porta alla risurrezione. La passione e la risurrezione vanno viste assieme. Non possiamo fare finta che tutto vada bene, ci sono problemi, ci sono difficoltà e le affronteremo assieme, ma le affrontiamo in questo spirito del risorto. La vita è più forte della morte, il Signore l'ha conquistato vincendo la morte sulla croce e facendo rotolare via la pietra del sepolcro, dandoci speranza e vita. Ed è una settimana che noi seguiremo insieme, cercando di tenere vicino le famiglie attraverso la televisione. Eh sì, di questo vi ringrazio tantissimo, perché è uno strumento grande che donate a me e alla Chiesa per essere vicini, ed è uno strumento. Sarebbe meglio essere nelle chiese piene e mi piacerebbe tanto, però questo mi permette di arrivare, spero, con una parola di vicinanza, di conforto, di speranza a tutti. Questo è un servizio grande di cui lodo il Signore e ringrazio voi. Ora veniamo alla cronaca di queste ultime ore. Ieri, lo ricorderete, nel tardo pomeriggio c'è stato il ritrovamento a Carbonera del corpo senza vita di un uomo di 54 anni. Accanto c'era un coltello. Tra le prime ipotesi anche quella dell'omicidio, ma si sarebbe in realtà trattato di un gesto estremo.
Sarebbe un suicidio, secondo i carabinieri del comando provinciale di Treviso, quello del cittadino cinese di 54 anni ritrovato cadavere nel pomeriggio di ieri lungo il fiume Melma a Carbonera. Il rinvenimento vicino al corpo di un coltello aveva inizialmente spalancato le porte a ogni ipotesi, compresa quella di un omicidio, ma i rilievi eseguiti sul posto dai militari del NOR e dagli specialisti del nucleo investigativo hanno portato a un altro scenario, quello di un gesto estremo dell'uomo che sarebbe uscito di casa per portarsi in via Salvo d'Acquisto, dove poi è stato ritrovato senza vita da un passante uscito in passeggiata con il cane. Sulle braccia dei tagli che hanno fatto pensare a un'aggressione, in realtà a procurarseli, secondo gli accertamenti del medico legale, sarebbe stato lui stesso nel tentativo di compiere un gesto estremo. Quindi la decisione di impiccarsi a un albero nel vicino boschetto. La corda si è poi spezzata, facendo cadere a terra il corpo. Rimasto lì per 48, forse addirittura 72 ore prima di essere notato da qualcuno, dal momento che a causa dell'emergenza virus ben pochi frequentano ultimamente quella zona. I carabinieri hanno rintracciato quindi dei parenti, grazie ai quali hanno ricostruito un ritratto della vittima e scoperto che già in passato aveva manifestato l'intento di uccidersi. La procura ha comunque disposto l'autopsia sul corpo, che verrà eseguita nei prossimi giorni. Ora una notizia relativa invece al meteo, perché l'atteso peggioramento del tempo previsto per le prossime ore porterà sul Veneto anche situazioni di vento forte, per le quali il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso lo stato di attenzione. La dichiarazione riguarda le zone costiere e la pianura limitrofa ed è valida dalla mezzanotte di oggi fino alle 12 di martedì, quindi attenzione per il forte vento che si potrebbe scatenare anche in pianura e sulla costa. 24 maggio potrebbe essere questa la data per vedere finalmente Palazzo Vaccari come nuova sede del comune di Pieve di Soligo. Per il 24 maggio è legata alla storia di questi territori, di questo territorio con la battaglia del Piave, e quindi abbiamo scelto in quell'occasione questa data proprio per avere una circostanza anche storica per ricordare questo importante evento per Pieve di Soligo. La Casa dei Cittadini e Pieve di Soligo è in via di ultimazione. Se tutti i lavori pubblici sono stati sospesi in virtù del decreto del governo, per ultimare il municipio mancherebbero ancora un paio di settimane di intervento, non di più. I lavori all'interno di Palazzo Vaccari sono sostanzialmente completati ed è già collocata la gran parte degli arredi. Proprio per questo è stata scelta la data del 24 maggio per l'inaugurazione, una data simbolica per il comune e che il sindaco spera possa diventare un momento di partecipazione e vicinanza per tutta la comunità. Questa è una inaugurazione che la cittadinanza attende da troppi anni, per cui la nostra intenzione è, se non riusciamo a raggiungere quella data, attenderemo le indicazioni per poter inaugurare il municipio, ma con la compartecipazione di tutte le associazioni e di tutta la cittadinanza di Pieve di Soligo. Quindi non sarà importante la data a un certo punto, se non riusciamo, a causa di questa crisi sanitaria che è fondamentale sconfiggere, quindi attenderemo il tempo necessario per inaugurarlo. Il Comune intanto si è fermato, ora la priorità è assicurare a tutti i cittadini almeno un dispositivo di protezione. In queste ore Alpini, Protezione Civile e volontari stanno passando al vaglio i gruppi familiari per coordinare la distribuzione delle mascherine. Attualmente siamo arrivati alla copertura di 1/3 della copertura degli abitanti. Con la produzione che abbiamo messo in atto in questi giorni ne copriamo un altro terzo, ne manca 1/3 che però contiamo nell'arco della metà della prossima settimana di coprire, con la fornitura ad ogni cittadino di una mascherina. Torniamo sull'emergenza virus, perché i bimbi continuano a disegnare i loro arcobaleni di speranza, le famiglie a inviarli qui ad Antenna 3, allora noi vi proponiamo anche questa sera una carrellata di disegni e di auguri che andrà tutto bene. Andrà tutto bene! Andrà tutto bene! Andrà tutto bene!
Con i disegni e soprattutto con i volti sorridenti di questi bambini noi ci fermiamo, l'edizione trevigiana di telegiornali di Antena 3 termina qui, naturalmente rimanete con noi perché poi proseguirà la nostra diretta informativa. Io vi lascio alle previsioni del tempo per domani, particolarmente importanti, lo avete sentito, per l'allerta di vento forte. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata, arrivederci. Super fresco a Ponte della Priula, negozio fuori dal coro. Super fresco a Ponte della Priula, qualità al giusto prezzo. Bentrovati al meteo. Una massa di aria fredda proveniente dal nord Europa genererà instabilità, calo termico e neve a bassa quota. Il dettaglio di lunedì 30 marzo. Sul Veneto la grafica ci mostra un cielo piuttosto nuvoloso con precipitazioni diffuse, a tratti anche moderate e abbondanti. Quota neve in calo fino a circa 1000 metri. Temperature in sensibile diminuzione, minime tra 1 e 3 gradi, massime invece tra i 6 e i 12 gradi all'incirca. E ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo più o meno la stessa situazione con condizioni di maltempo e rovesci su tutte le province e localmente saranno anche forti. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime sui 7-9 gradi all'incirca. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui il tempo sarà molto instabile, vedete, con piogge e locali nevicate anche a bassa quota. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime tra 5 e 7. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Amaro Montegrappa, alcol da cereali con erbe ed estratti naturali. Amaro Montegrappa, chiedilo al tuo bar.